parte del repertorio che abbiamo ascoltato ieri sera in maniera molto naturale, acustica, questa perfetta architettura religiosa. Lo spettacolo è piccolo, è breve, e poi proseguirà invece la parte musicale dell'Appennino con la cena itinerante dalle 18:30 con l'accompagnamento di Piffero e Fisarmonica. I tenore, vedrete, sono un gruppo di 4 cantori, ci sono 3 giovani ragazzi, sono tutti ventenni, che come dire, potremmo vederli come una Launetas in carne e ossa. Ieri sera l'abbiamo ascoltata. La Launetas è un flauto tricamo e loro fanno praticamente la base armonica proprio dell'accordo, un vero accordo, 3 suoni, su cui poi c'è la voce narrante del solista. I brani narrativi sono ovviamente in dialetto sardo e avremo l'opportunità di avere ovviamente l'argomento, il titolo, qualche informazione, ma il suono meraviglioso anche del dialetto sardo ci porta in una dimensione dove forse la storia che viene narrata è così in parte secondaria e sentirete questa sorta di trance sonora che è uno degli effetti di 3 ragazzi che stanno pensando cosa sta dicendo questa pazza musicista. Io sono una fan dei tenori, insomma, veramente è una cosa emozionante, adesso li sentirete. Dico soltanto che vengono dal centro della Sardegna, vengono da vicino a Nuoro, e intorno poco prima delle 5 concludiamo, quindi sarà poco più di una mezz'ora di musica. Spero davvero interessante. E adesso un saluto da parte di Sebastiano, che è rappresentante del gremio sardo di Piacenza, grazie al quale è stato possibile organizzare questo momento. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Bastiano Mossa, sono presidente del circolo Gremio Sardo di Piacenza. Noi facciamo cultura dal 1976, rappresentiamo la Sardegna in tutte le sue forme, attraverso la nostra vita di relazione qui a Piacenza, dove cerchiamo di portare il nostro comportamento, il nostro modo di essere nei confronti appunto della terra che ci ospita. Noi facciamo parte dell'immigrazione organizzata, siamo 70 circoli in tutta Italia, federati, siamo riconosciuti dalla Regione Sardegna che in parte ci sostiene, infatti anche questa giornata avviene appunto grazie al sostegno della Regione Sardegna. Quindi la rappresentiamo come una piccola ambasciata culturale. E per tornare alla giornata di oggi, il richiamo dell'Appennino è stato per noi una roba quasi naturale, abbiamo risposto con entusiasmo, ci siamo messi di buona lena anche dal punto di vista economico, perché fare queste cose, portare 30 persone dalla Sardegna e esibirsi a Bettola è costoso anche con il costo dei trasporti attuali per la Sardegna. I ragazzi che si esibiranno sono il gruppo dei tenori di Buttei, che anche tra l'altro il mio paese di origine, in provincia di Sassari, a confine con la provincia di Nuoro, e loro sono dei ragazzi molto giovani, che hanno molta passione, molto entusiasmo, e sono solo loro che possono mantenere ancora questa identità, questo canto che sentirete, che tra l'altro è anche riconosciuto come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. E adesso io, per andare subito al solo, ve li presento, li chiamo ad uno dicendo anche il ruolo del loro piano nell'ambito del tenore. Grazie. Si esibiranno senza microfono perché per ragioni tecniche si esprimono meglio e quindi riescono anche a... Allora, la voce solista è Giuseppe Toni. Poi vi dirà anche una nota sulla canzone e anche sul titolo, il titolo e sull'autore della canzone che verrà eseguita. Poi abbiamo il basso che è Claudio Carta,
poi Daniele, che è appena più vecchio di 15 mesi, Daniele Luna, per la prima volta. Qui hanno anche sono il tenore Filariga, Filariga è la località dove c'è un bellissimo onorario che è ben conservato nel nostro comune, che naturalmente poi vi inviteremo anche ad andare a visitare. Grazie. Adesso Giuseppe vi dirà qual è il brano che verrà eseguito per primo e poi inizierà la canzone. Grazie. Adesso facciamo un canto a Bogoseria e Sarderia e poi facciamo un ballo tipico della Sardegna che si dice Sudegno. La prima canzone dell'autore Antioco Casulano Tanaro e poi un'altra canzone che era fatta un noto per la cantante prima di Orgoso, cantava Antonio Mesina di Orgoso con Giovanni Pia. E quello è Sudegno. Mentre l'altra canzone che facciamo è di Fabio Mossa, un scrittore di buona molto per aver fatto tante cose nella poesia. Grazie. Entro su saco e che mai a prestare